Era il 16 ottobre 1992 quando a Bassano venne consegnato il Premio Nazionale Cultura Cattolica all'allora cardinale Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI. Un legame molto stretto tra la città ai piedi del Grappa e il Papa benemerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013 che si è spento in questo 31 dicembre 2022. Maestro incomparabile, guida sicura per la promozione della cultura cattolica nel fertile equilibrio di tradizione e rinnovamento. Recitava così la motivazione del riconoscimento che ogni anno a Bassano viene assegnato a personaggi di spicco proprio nella divulgazione della cultura cattolica nei vari ambiti della società. Un'occasione prestigiosa per la città, alla presenza, come mostrano queste immagini che i nostri tecnici girarono al tempo, di tante autorità anche a livello nazionale. Per me, come già detto, è un momento molto commovente, è una grande gioia essere qui in questa bella città di Bassano. Ratzinger in quegli anni ricopriva già un ruolo di spicco, prefetto per la dottrina della fede, di fatto numero 2 della Chiesa, aveva guidato una commissione speciale di 12 esperti con l'aiuto di 7 vescovi da tutto il mondo e redatto un nuovo catechismo, 400 pagine, punto di riferimento per la stesura dei catechismi regionali e diocesani, un messaggio che aveva portato anche a Bassano. Ho pensato che dobbiamo, come dice San Pietro, dare la ragione della nostra fede anche agli altri. Quella fede che lo ha accompagnato sino alla fine dei suoi giorni. Un uomo retto, serio, impegnato, attento, capace di divertirsi tra nuovi amici davanti a un bicchiere di vino e scampagnate. Un grande uomo semplice che Bassano ricorda con rispetto e affetto.